Mi sono fermato un attimo in questo tornante perché con la coda dell'occhio ho visto questo rubinetto d'acqua. Ora andiamo a vedere se ce n'è. Vediamo un po'. Sì, flusso zero. Questo ovviamente manca la leva, quindi più acqua non si può tirare. Però c'è l'acqua, quindi ora mi appresto a fare il pieno al camper. Con la tanica ci vorranno 40 minuti più o meno. Ma questa è la van life, amici miei. Eccomi munito di tanica, sono 20 litri. Il serbatoio ne tiene 100. La spremo, così faccio prima. Missione compiuta, 70 litri imbarcati, ci sono voluti circa 45-50 minuti. Ora mi rimetto in marcia perché c'è Villa Lago che mi aspetta e ci vorrà circa un'ora e mezza per arrivare da qui. Panorama totalmente differente, sembra di essere in una foresta pluviale dalla quantità di piante che ci sono sia sulle montagne che dai lati della strada. Diciamo che è totalmente un'altra zona e qui l'Abruzzo da parte a parte si vede la differenza. Eccomi finalmente arrivato a Villa Lago, ho fatto delle strade bellissime tra le montagne, spettacolare, l'Abruzzo è sorprendente. Dopo gli arrosticini che ho visto a Campo Imperatore con le griglie, ora voglio andare qui in paese e cercare un macellaio se lo trovo. Sono andato dal macellaio, ho chiesto 20 arrosticini. Mi ha detto sì, ce li ho. Ha guardato e ha fatto no, non te li do perché non sono freschi. Mi lasci il numero di telefono, poi ti chiamo e ti do quelli freschi. Quindi aspettiamo gli arrosticini. Intanto mi faccio un giro per il paese. Da Villa Lago sono arrivato al laghetto di San Pio. Non ci posso credere che sono seduto qui in questa panchina. Guardate che c'è lì. Ma soprattutto qui davanti a me ce n'è un altro. Non hanno paura di me. Incredibile. Bellissimo. Quasi mi commuovo dalla bellezza di questo posto e di questi animali. Ne sta arrivando un altro. Guardate. Ho trovato Marcello qui che faceva le foto con me ed ora mi sta facendo vedere il suo canale YouTube dove anche lui ha delle immagini dei cervi e dice che c'è il maschio che arriva dalla montagna quando è settembre per trovare le femmine che adesso se ne sono andate. Eccolo! La ringrazio Marcello! Prego. Sono in macchina perché Marcello mi sta dando un passaggio fino all'inizio del sentiero. Gentilissimo. Mi ha detto che è in pensione, giusto? Sì. E viene qui perché è un paradiso. Ancora poco conosciuto, per fortuna. Mi daranno l'estate. L'estate. Adesso si sta tranquilli. Io esci dalla macchina. Niente. Non va bene, Posso? Eccoci. Allora ti ringrazio. È stato un piacere. Ciao Cristian. Grazie mille per il passaggio. Adesso vado Buona passeggiata. fino al lago. Al lago di San Domenico. Grazie. Ciao, buona passeggiata. Ciao, grazie. Lascio Marcello che gratta le marce ed ora vado su per via Vincenzo Buccini e quindi vado verso il lago. Grandissimo Marcello, ti ringrazio, è stato bellissimo. Bene, lasciato il grande Marcello, andiamo. Stavo guardando questa porta con questo numero civico e per bussare questa mano appartenente ad altri tempi. Allora questo borgo è fatto di persone semplici che si conoscono uno con l'altro. Un signore mi ha indicato la via per la torre, mi ha chiesto un fiorino.
Non ce l'ho. Spettacolare qui. Ho notato in molte case questa lamiera, come questa, che si trova qui sotto le porte, e credo sia apposta per difendersi dall'acqua che arriva direttamente da queste viuzze, perché le grondaie scaricano direttamente qui e probabilmente si forma un fiume e l'acqua entra in casa. Mi ricorda molto Faenza al periodo dell'alluvione. Anch'io ho fatto una cosa del genere in un negozio. Ho appena incontrato un signore che ha preso paura perché mi ha detto che non si aspettava di vedere qualcuno da queste parti. Il mio viaggio all'esplorazione di Villa Lago continua tra queste viuzze. Ho incontrato 3 persone, tutte e 3 ho scambiato qualche parola. E lì in fondo c'è il lago di San Domenico, la mia prossima tappa. Marcello mi ha indicato bene, ha trovato il sentiero per l'eremo di San Domenico con il relativo lago. Ha una lunghezza di 2 km secondo la mappa e un dislivello, adesso negativo perché siamo su, questa è una valle in fondo, e poi positivo. Quindi non mi resta che mettermi in cammino, che già lo sono. Una panchina da un viewpoint preciso e perfetto per vedere qui sotto il lago di San Domenico, un'acqua blu con sfumature che arrivano fino al turchese, sembra una cartolina. E qui in questa panchina c'è un pezzo di Giacomo Leopardi, sempre caro mi fu quest'Ermocolle. Ora provo a fare lo zoom per farvi vedere l'incredibile infinito. E questo è proprio un po' l'infinito di Giacomo Leopardi. Tanto caro mi fu quest'Ermocolle. Ed è proprio tra questi sentieri che cerco me stesso. Però non l'ho ancora trovato. Se lo vedete in giro, scrivetemi un messaggio, scrivetemi un commento. Ciao, ho trovato me stesso. Perché è da un po' che lo cerco, però qui non c'è. Lunga la via che porta da qualche parte. In questo caso al lago di San Domenico. Dire che questo sentiero è panoramico è sminuirlo. È bellissimo, è incredibile. Update della situazione, torno vincitore, ho gli arrosticini. Maurizio mi ha chiamato e ha detto gli arrosticini sono pronti, quindi stasera arrosticini. E questa è la strada incredibile nella valle del Sagittario. Mi sono mosso, sono arrivato in questo parcheggio qui vicino, sono le sorgenti del fiume Pescara. Incredibile questo posto, guardate, offerto dal comune, c'è il carico e scarico dell'acqua lì, mentre qui è per le acque nere addirittura, tutto nuovo. Ecco, ma io ho parcheggiato Egna qua, vi faccio vedere, ho anche allacciato la corrente qui. Tutto totalmente gratuito, non ci posso credere. E adesso finalmente mi cucino gli arrosticini. Finally. Che è venuto fuori il sole, quindi ho operazione arrosticini. Sono andato a vedere
E ci sono dei barbecue ma tira il vento e non ho la carbonella, quindi mi dispiace abruzzesi, ma la dovrò fare dentro i van. Vediamo cosa mi invento. Come so che farò un macello, in Veneto si dice un maceo mai finito, metterò questa carta sopra al gas, apro la finestra, speriamo che l'odore di arrosticini non resti qui dentro per più di 2 giorni, perché altrimenti dovrò continuare a mangiarli. Visto il parcheggio vuoto, ho preparato questo piano cottura spaziale, così che possa cucinare e almeno non faccio un disastro. Intanto, vediamo. Intanto piove un po' dentro. Eccoli, il macellaio mi ha dato una carne freschissima, è stato un grande, adesso vediamo se è anche buona. Il primo problema è proprio questo, cioè come faccio a cucinarli, quindi adesso taglio qui e qui. Cuttato gli arrosticini, così ci stanno in pentola, sono 10, ne ho altri 10 dopo da fare, adesso diamo fuoco alle polveri. Pronti, un po' di pepe e di sale e andiamo. Alla salute! Finito di lavare i piatti, ora mi guardo una bella serie. Josh Gate, missioni impossibili. Nel parcheggio. Questo video finisce qui, ma non il nostro viaggio in Abruzzo. Se vi è piaciuto lasciatemi un like e la prossima puntata sarà ancora più bella.